Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di News Sicilia. Un grave incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 5 sulla strada statale 284 nei pressi del bivio di Murazzo Rotto nel territorio di Randazzo, comune pedemontano catanese. L'impatto fortissimo ha riguardato un mezzo pesante e un'auto. In entrambi i mezzi erano presenti persone che si stavano recando al lavoro. Tra queste, 4 sono rimaste ferite smistate in vari ospedali della provincia. Pezzi d'intonaco di un viadotto, la bretella in ingresso e in uscita dell'autostrada A19, sono caduti sulla statale 121 Palermo-Agrigento all'altezza di Villa Abate, sfiorando le auto in transito. È accaduto ieri sera, dove sono stati gli stessi automobilisti a telefonare ai vigili del fuoco per allertare che i calcinacci sono caduti da un'altezza di 5 metri. Un nuovo trabocco lavico si registra dall'area craterica nord su Stromboli. Da ieri sera gli esperti dell'INGV Osservatorio Etneo stanno osservando il vulcano delle Isole Eolie. Il fenomeno, seguito attraverso telecamere di sorveglianza, è ancora in corso. Nelle ultime 24 ore l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative, mantenendosi all'interno dell'intervallo dei valori medi. Mentre imperversa la polemica sul caro voli da e per la Sicilia, il Codacons costituisce un comitato per lanciare la nascita di una compagnia aerea siciliana a partecipazione pubblica e privata. Tutto nasce a seguito dell'esposto dell'associazione che ha prodotto l'apertura di un'istruttoria da parte della GCM volta a valutare l'eventuale esistenza di un cartello tra le compagnie aeree. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.